Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi dedicato in larga parte ai temi economico-finanziari, ma anche alle notizie ultime. L'agenzia ANSA apre la sua prima pagina in questo momento con Renzi a Brescia e tensione al corteo. Il Premier all'Assemblea degli Industriali, Repubblica Video sta mandando gli interventi in diretta, in questo momento sta parlando il presidente degli industriali Squinzi. Un gruppo di manifestanti ha provato a sfondare il cordone di polizia e gli agenti li hanno respinti. Matteo Renzi a Brescia, il Premier all'Assemblea degli Industriali, nello stabilimento della Palazzoli. Mentre faceva il suo ingresso, a distanza si sentivano fischi e contestazioni dei lavoratori che protestano contro il Jobs Act. I giornalisti sono lontani dal Premier, accolto dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, scrive l'agenzia ANSA. Tensione al corteo dei centri sociali a Brescia per l'arrivo del Presidente del Consiglio. Un gruppo di manifestanti ha deviato il percorso tentando di avvicinarsi il più possibile allo stabilimento della Palazzoli, dove era previsto l'incontro fra Renzi e gli industriali. È l'azienda che ospita appunto l'Assemblea degli Industriali. Un gruppo di manifestanti ha provato a sfondare il cordone di polizia e gli agenti li hanno respinti. A Brescia era già in corso la manifestazione di protesta contro il Presidente del Consiglio, organizzata da centri sociali, Cobas e movimenti studenteschi. 150 persone che si erano ritrovate all'esterno della fermata della metropolitana Casazza, a pochi chilometri dalla Palazzoli, dove si svolge l'Assemblea degli Industriali bresciani. Fuori dall'azienda si è riunita invece la FIOM di Brescia per un'assemblea contro le politiche del governo sul lavoro. A proposito poi di lavoro e di economia, l'Istat dice che nel 2014 il prodotto interno lordo calerà quest'anno dello 0,3%, con una ripresa più 0,5% prevista per l'anno prossimo. Tagliate le prospettive sull'economia italiana. Effetti della manovra positivi sul 2014 ma poi nulli. L'Istat prevede un calo del prodotto interno lordo dello 0,3% quest'anno, in linea con le stime del governo contenute nel DEF, il documento di economia e finanza. Per il 2015 l'Istat indica un ritorno alla crescita con un aumento dello 0,5%, a cui seguirebbe un rialzo dell'1% nel 2016. I provvedimenti adottati con la manovra in discussione in queste settimane, la legge di stabilità, avranno un impatto netto marginalmente positivo nel 2014 e un effetto nullo nel biennio successivo per il bilanciamento tra la spinta del bonus degli 80 euro e gli effetti negativi derivanti dalla clausola di salvaguardia, con eventuale aumento dell'IVA. Dopo 3 anni di riduzione nel 2014, intanto la spesa delle famiglie segnerà un aumento dello 0,3%. Nel 2015 la variazione del prodotto interno lordo tornerà debolmente positiva, rileva ancora l'Istat. Tanto oggi sciopero degli infermieri, garantite soltanto le urgenze. Sabato 8 novembre scenderanno in piazza anche i medici. Adesioni oltre le aspettative, probabili disagi negli ospedali sono attesi oggi per lo sciopero degli infermieri, che farà da apripista a un autunno caldo nella sanità, scrive l'agenzia ANSA. Ad alimentare il malcontento dovuto al blocco del turnover e degli stipendi si aggiungono anche le notizie di nuovi tagli per il settore sanità. Prelievi, radiologie, esami diagnostici e interventi chirurgici programmati e non urgenti rischiano di slittare oggi, ha detto il segretario del sindacato infermieri Nursind, Andrea Bottega, che ha indetto la mobilitazione a cui sono stati invitati a partecipare anche altri lavoratori del comparto. Il personale presente sarà tenuto a svolgere attività pertinenti al proprio profilo e le sole prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria d'urgenza. Le aziende hanno provveduto in ritardo ad organizzare il contingentamento minimo del personale, dice il segretario del sindacato infermieri Nursind. Al centro della protesta la mancanza di attenzione nei confronti di una categoria sempre in prima linea, gli infermieri, nell'accogliere e assistere i malati acuti, cronici e fragili, ma che da anni viene sottoposta a una mole di lavoro ingestibile, dice il segretario del sindacato infermieri, e a salari inadeguati a danno della qualità dell'assistenza offerta. La piattaforma che rivendica lo sciopero vede al primo punto la fine del blocco del turnover, che non permettendo il ricambio generazionale per sostituire chi va in pensione si traduce in orari e turni massacranti. Gli infermieri sono sempre meno, mentre sempre più sono quelli occupati, specie tra i giovani, circa 25.000. A fronte del superlavoro, il blocco contrattuale in corso da 5 anni non permette l'adeguamento dello stipendio al costo della vita.
A questo si unisce il malcontento per una legge di stabilità, la finanziaria in discussione, che prevede un taglio agli sprechi, ma rischia di penalizzare i sistemi di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Intanto sabato 8 novembre prossimo a scendere in piazza saranno anche i medici, che parteciperanno a una manifestazione nazionale dei lavoratori pubblici di CGIL, CISL e UIL. Dare una risposta ai 10.000 medici precari, rinnovo del contratto, appropriata normativa sulla responsabilità professionale per evitare che in tempi di spending review si sprechino 10 miliardi per la medicina difensiva. Sono le principali richieste della categoria al governo, come chiarisce la CGIL. Funzione pubblica, far da collante al malcontento, conclude l'agenzia ANSA, è una legge di stabilità in cui nulla è previsto per i medici e gli operatori precari della sanità, nonostante garantiscano quotidianamente prestazioni essenziali a partire dalle urgenze. Serve una riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, dicono i sindacati, nell'annunciare lo sciopero oggi degli infermieri, sabato prossimo anche dei medici. Per la cronaca, invece, sempre dalla prima pagina dell'ANSA, un blitz anticamorra nel Casertano. Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, esegue 34 ordinanze cautelari, arresti, nei confronti di persone ritenute affiliate al clan Belforte di Marcianise. Fatta luce su decine di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti tra Maddaloni, Cervino e Santa Maria a Vico. Sono accusati, tra l'altro, gli arrestati, di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione, spaccio di droga. Tra gli episodi estorsivi figura anche quello ai danni del titolare di un'impresa che si è aggiudicata un appalto di 2 milioni di euro, finanziato in gran parte dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, per la realizzazione di un complesso parrocchiale a Maddaloni, in provincia di Caserta. Per la pagina degli esteri, invece, l'Ucraina al voto, i separatisti dell'est, per essere precisi, scontro fra Russia e Unione Europea, l'ennesimo trionfo annunciato per i leader separatisti nel sud-est dell'Ucraina. Le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno votato per eleggere i loro presidenti e i loro parlamentari, con una sfida al governo di Kiev, che ha trovato il sostegno del Cremlino. Poco dopo la chiusura dei seggi, il Ministero degli Esteri russo ha annunciato di ritenere valide le elezioni dei ribelli dei filorussi e di rispettare la volontà espressa dai cittadini del sud-est. Secondo Mogherini, ministro degli Esteri in pectore della Commissione Europea Juncker, sono illegali le operazioni di voto e il voto nelle due repubbliche autoproclamate filorusse dell'Ucraina. Chiudiamo con un'altra notizia che arriva dall'Argentina. La presidente argentina Cristina Kirchner, ricoverata per febbre infettiva. È stata ricoverata ieri in una clinica di Buenos Aires per quello che è stato definito uno stato febbrile infettivo. Lo ha annunciato un comunicato dello staff della presidenza argentina. Cristina Kirchner, 61 anni, presenta uno stato febbrile infettivo, in ragione del quale è stato deciso di farla ricoverare nella clinica Otamendi di Buenos Aires per trovare una cura, dice il comunicato, firmato dai medici Marcelo Ballesteros e Riccardo Soglia. La presidente argentina aveva ripreso il lavoro il 21 ottobre scorso, dopo aver preso 48 ore di riposo a causa di una faringite. Anche nel luglio scorso Kirchner aveva preso un periodo di riposo di 2 giorni per mal di gola e laringite, prolungatosi poi a una settimana. Poco più di un anno fa la presidenta era stata operata per un ematoma cerebrale e era rimasta a riposo per 6 settimane. L'esito degli esami post-operatori non aveva presentato problemi, così l'agenzia ANSA. Ma prima di aprire il capitolo economico, abbastanza corposo oggi, con una serie di puntualizzazioni da fare, siccome ci è sfuggito stamani dalla rassegna stampa, vorrei riproporvelo ora, prima appunto di parlare di economia e di legge di stabilità innanzitutto. È l'articolo di Magdi Cristiano Allam che introduce 2 pagine oggi dedicate da Il Giornale alla minaccia integralista, la minaccia islamica, l'Islam moderato che dietro le quinte finanzia la guerra santa. Non ho mai avuto dubbi, scrive Allam, che i musulmani possano essere persone moderate, essendo lo stato io stesso per 56 anni, ma non credo affatto nei militanti del cosiddetto Islam moderato, quelli che ad esempio lo scorso 21 settembre in piazza Affari a Milano, usando uno stratagemma e ingannando il pubblico credulone, compresi i giornalisti, diedero alle fiamme non la bandiera dell'ISIS, dello Stato islamico, che reca la scritta «Non vi è altro Dio al di fuori di Allah» e «Maometto è l'inviato di Allah», bensì un drappo nero sul quale avevano scritto a mano in italiano ISIS. Eppure la stampa e la TV hanno titolato
I musulmani moderati bruciano la bandiera dell'ISIS. La verità è semplice, di Islam ce n'è uno solo, Allah è lo stesso per i moderati e per i terroristi. Maometto è il profeta al quale si rifanno tutti i musulmani indistintamente, scrive Allam, che nel suo articolo di oggi sul giornale parte da questo. Non è vero che lo scorso 21 settembre a Milano è stata bruciata la bandiera dello Stato islamico, perché la bandiera vera dello Stato islamico reca la scritta non vi è altro Dio al di fuori di Allah e Maometto è l'inviato di Allah. A Milano invece è andata in scena una finzione, si è bruciata una finta bandiera con scritto sopra ISIS. Bisogna ammettere che in fatto di bandiere fasulle, scrive Magdi Cristiano Allam su Il Giornale di oggi, i musulmani nostrani eccellono. Quando il 5 gennaio 2009 circa 1 migliaio di islamici arruolati dall'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, occuparono lo spazio antistante la Basilica di San Petronio a Bologna, che custodisce l'affresco di Giovanni da Modena con Maometto all'inferno tra i seminatori di discordie, così come lo volle Dante Alighieri, e diedero alle fiamme le bandiere israeliane, la Procura di Bologna li assolse perché erano da considerarsi un drappello artigianamente, o meglio, perché la bandiera era da considerarsi un drappo artigianalmente predisposto con un simbolo grafico, che deve essere ritenuto un simulacro e non un tentativo di emulazione, non la bandiera israeliana ufficiale. Insomma, scrive Allam, nel 2009 i musulmani dell'UCOI diedero alle fiamme le bandiere israeliane, ma la Procura di Bologna li assolse perché quella bandiera non era la vera bandiera israeliana, era un drappo artigianalmente predisposto, un simulacro, un tentativo di emulazione e non la bandiera israeliana ufficiale. Così ragionarono i giudici. In realtà, scrive Allam, la contiguità tra militanti del sedicente Islam moderato e terroristi islamici non si limita alla devozione nei nomi di Allah e di Maometto, che fanno sì che la bandiera dell'ISIS non possa essere bruciata, ma abbraccia l'insieme di un'ideologia che promuove la conversione all'Islam, l'instaurazione della Sharia e la riesumazione del califfato. Il caso eclatante è quello della Turchia, del regime islamico di Erdogan. A partire dal 2005 l'Occidente si è affidato totalmente alla Turchia nell'illusione che sarebbe riuscito a portare l'Islam moderato dalla sua parte nella guerra contro Al-Qaeda. Assecondando la volontà di Erdogan, attualmente presidente della Turchia, Stati Uniti e Unione Europea hanno legittimato politicamente i fratelli musulmani che sono riusciti a prendere il potere nei territori palestinesi come Hamas, in Tunisia con Hennada, in Libia e in Egitto, mentre in Siria hanno scatenato la guerra del terrore contro Assad. Ebbene, la verità è che i turchi sono presenti in massa al vertice e nelle fila delle organizzazioni terroristiche, 2000 in seno a Jabhat al-Nusra, affiliata ad Al-Qaeda in Siria, 3000 in seno allo Stato islamico, l'ISIS, forti del sostegno di Erdogan, che fornisce loro assistenza militare, cure mediche e denaro in cambio del petrolio estratto nello Stato islamico. Altro caso significativo della contiguità tra l'Islam cosiddetto moderato e il terrorismo islamico è quello del Qatar, principale finanziatore dei fratelli musulmani in tutto il mondo e dei gruppi terroristici affini in Siria, Libia e Tunisia, particolarmente impegnato negli investimenti in Europa come copertura alla più massiccia campagna di costruzione di moschee. Soltanto in Italia, a fronte dell'acquisto di alberghi di lusso, il St. Regis e l'Intercontinental a Roma, il Gallia a Milano, il Four Seasons a Firenze e i resort sulla Costa Smeralda, il Qatar Charity Foundation ha donato $6 milioni ai centri islamici in Sicilia, mentre altre decine di milioni di dollari sono state donate, così come si legge sul sito della Fondazione Qatariota, ai centri islamici di Saronno, Varese, Colle Valdelsa, Frosinone, Lecco, Roma, Ferrara, Bergamo, Sesto San Giovanni, Modena, Città di Castello, Vicenza, Verona, Torino, Mortara, Olbia, Mirandola, Taranto, Milano, Argenta, Ferrara, Gavardo, Brescia e Quingentole, Mantova. La verità, conclude Magdi Cristiano Allam, è che il loro jihad, la guerra santa islamica, si traduce comunque nella nostra sottomissione. Noi perdiamo la testa sia quando i terroristi ci decapitano,
sia quando i moderati ci condizionano a tal punto da impedirci di usarla per salvaguardare la nostra civiltà. Così Magdi Cristiano Alamo oggi su Il Giornale. L'articolo poi è seguito da una storia più di cronaca, raccontata da Fausto Biloslavo. È la storia di un bambino di 3 anni, nato a Belluno, strappato dalle braccia della madre, da Ismar Mejinovic, un imbianchino di Longarone, Belluno appunto, che si è arruolato nel califfato, morendo in combattimento in Siria all'inizio di gennaio. Il padre, combattente islamico, ha portato con sé il piccolo Ismail Dawood nel folle percorso verso la guerra santa, racconta sul giornale Fausto Biloslavo. Dopo la morte dell'uomo nei dintorni di Aleppo, il bambino è stato affidato a 2 bosniache, mogli di mujahedin dello Stato islamico, che hanno il compito di tirarlo su a Corano e moschetto. Molti seguaci del califfo partono per la Siria e l'Iraq portandosi appresso i figli, solitamente più grandi, attorno ai 10 anni. Per la prima volta un minore così piccolo, nato in Italia, ha seguito la stessa sorte, che lo porterà a diventare un soldato bambino della guerra santa islamica. La madre cubana, Lidia Solano Herrera, che vive nel Bellunese, lo vuole indietro. Alla notizia della morte del marito, armi in pugno, la donna ha presentato una denuncia di scomparsa del figlio. Il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Padova, sotto il comando del tenente colonnello Storoni, sta facendo di tutto per trovare il piccolo Dawood, il quale si trova in Siria oppure in una zona di frontiera con la Turchia. Le informazioni raccolte indicano che sia diventato un figlio del jihad, accudito da 2 donne bosniache che hanno seguito i loro uomini nella lotta contro il regime di Assad in Siria. Il padre ucciso, Mejinovic, si era arruolato con un gruppo legato ai tagliagole dello Stato islamico. Assieme a lui è partito per la Siria dal Bellunese il macedone 27enne Munafir Karamaleshki, che continua a combattere per il califfato. Una foto, in possesso de Il Giornale, ritrae assieme i 2 mujahedin, pochi mesi prima della partenza dall'Italia. Mejinovic tiene in braccio il figlio che porterà con lui in Bosnia. Accanto al macedone della guerra santa è immortalato Pietrangelo Abdessalam Pierobon, un giovane convertito italiano di Longarone. Il 30 ottobre il suo appartamento è stato perquisito assieme a quello di altri musulmani balcanici del nord-est dai carabinieri di Padova. Mejinovic, durante la sua deriva integralista, portava il figlio piccolo in moschea, lo svegliava all'alba per pregare. La moglie si era convertita all'Islam per cercare di salvare il matrimonio, ma il rapporto si è incrinato con l'accentuarsi dell'estremismo del marito. Ad arruolare i 2 balcanici residenti in Italia ci ha pensato l'imam Bilal Bosnic, arrestato 2 mesi fa in Bosnia. I ROS di Padova indagano su lui e altri predicatori itineranti dell'ex Jugoslavia che continuano a passare per l'Italia, dove avrebbero reclutato combattenti per lo Stato islamico nel nord-est, in Emilia-Romagna e Lombardia. Mejinovic e Karamaleschi, conclude Biloslavo, sono partiti per Aleppo a metà dicembre scorso. Il primo si è portato il bambino di 3 anni. Nelle ricerche del piccolo Dawood sono coinvolte anche le autorità bosniache e turche. Edvin Kopic, cugino di Mejinovic, che vive in Germania, in un messaggio su Facebook ha garantito: sappiamo dov'è il bambino e che sta bene. Dal centro di preghiera islamica di Belluno hanno fornito alla madre una specie di certificato di brava musulmana. L'obiettivo è contattare la famiglia jihadista adottiva per convincerla a restituire il piccolo. Per ora i tentativi sono andati a vuoto. Il 4 settembre il bambino ha compiuto 3 anni. Se non si riuscirà a riportarlo a casa, il suo destino è segnato. Figlio del jihad, conclude Biloslavo oggi su Il Giornale. Quante volte ti hanno detto che segui le mode? Quante volte ti hanno
Noi questa cosa l'abbiamo fatta. Poi inizierà un percorso che è quello che io condivido sul cambio dei centri per il lavoro, centri per l'impiego. Noi dobbiamo arrivare a un sistema. Avremo è il verbo chiave. Intanto vediamo un po' per oggi cosa abbiamo al tempo presente. False semplificazioni fiscali, quelle partorite dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. Lo dicono, lo sostengono e lo argomentano sia Italia Oggi 7 che il Sole 24 Ore, cioè due dei principali quotidiani economico-finanziari italiani. Perché false semplificazioni fiscali? Se ne occupa il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. L'emblema di queste semplificazioni fiscali approvate dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, l'emblema sarà sicuramente, ed è anche spendibile dal punto di vista mediatico, il 730 precompilato. Tuttavia si tratta di una vera e propria bufala, scrive senza mezzi termini Marino Longoni, il direttore di Italia Oggi 7. Perché? Perché per i contribuenti non ci sarà alcun reale vantaggio dal 730 precompilato. L'anno prossimo dovranno comunque avvalersi dell'aiuto di un ragioniere, di un commercialista, di un professionista o di un CAF, centro di assistenza fiscale, anche perché l'85% dei modelli precompilati sarà strutturalmente incompleto. Coloro che si limiteranno a controllare la correttezza dei dati già inseriti dall'Agenzia delle Entrate, e anche qui servirà quasi sempre l'aiuto di un professionista o di un CAF, saranno meno del 15% del totale. Non ci sarà quindi alcun reale beneficio in termini di semplificazione o di riduzione dei costi. Al contrario, la finta semplificazione si ritorcerà contro coloro che dovranno predisporre i dati da inserire nel modello 730. Il CUD dovrà essere trasmesso dai sostituti di imposta entro marzo invece che entro settembre. Il modello 770 per le ritenute da lavoro dipendente e le altre ritenute a marzo invece che a luglio. Insomma, si prepara un lavoro a tappe forzate per i sostituti di imposta, imprese, banche, assicurazioni, eccetera. Come al solito, scrive il direttore di Italia Oggi 7, sulle false semplificazioni fiscali, le cosiddette semplificazioni finiscono per scaricarsi in realtà sulle spalle dei cittadini contribuenti e dei sostituti di imposta, che saranno anche soggetti a sanzioni piuttosto severe, 100 euro per ogni dato errato o trasmesso in ritardo. Inoltre, il modello precompilato non mette al riparo il contribuente da ulteriori accertamenti fiscali, perché l'amministrazione finanziaria potrebbe sempre accorgersi che un dato da lei stessa inserito è sbagliato e quindi sanzionare il contribuente che non si è a sua volta accorto dell'errore. In molti casi finirà che per risparmiare il compenso del commercialista o del CAF, il contribuente si limiterà a rispedire il modello precompilato, ammesso e non concesso che riesca a procurarselo accedendo al cassetto fiscale, cosa più facile a dirsi che a farsi, rinunciando alle detrazioni e deduzioni alle quali avrebbe diritto, ma non indicate nel precompilato, perché di importo inferiore rispetto al compenso del professionista. In sostanza, per risparmiarsi di dover pagare il commercialista o il CAF, finirà che il contribuente rispedirà il modello precompilato, rinunciando alle detrazioni e alle deduzioni alle quali avrebbe diritto nel momento in cui siano di importo inferiore al compenso del professionista da pagare per fare il modello medesimo, la dichiarazione. Nei prossimi anni il modello 730 precompilato dovrebbe arricchirsi di ulteriori elementi come le spese sanitarie, di istruzione, le erogazioni liberali, ma la musica, secondo il direttore di Italia Oggi 7, non cambierà di molto. Saranno sempre i contribuenti e i sostituti di imposta a dover fornire i dati e saranno sempre loro i responsabili di errori e incompletezze. La vera semplificazione, conclude Longoni, sarebbe il ritorno alla situazione precedente la riforma tributaria degli anni 70. Allora al contribuente arrivava a casa la cartella esattoriale e il suo compito era solo quello di versare gli importi che c'erano indicati lì. Ma nel frattempo il sistema tributario è diventato così complesso che una semplificazione radicale come questa è destinata a rimanere un miraggio. Da almeno 20 anni tutte le promesse di semplificazione si sono infrante contro la complessità delle norme, i loro continui cambiamenti, le esigenze crescenti dell'erario e la necessità di chiudere le falle che un sistema ormai fuori controllo apre continuamente a favore degli evasori. Il gioco delle guardie e dei ladri che si pratica in Italia, e non è che negli altri paesi stiano poi tanto meglio, non è compatibile con alcuna vera azione di semplificazione. La semplificazione sarebbe possibile soltanto se qualcuno fosse in grado di dare uno stop
alla legislazione tributaria, mentre la legislazione tributaria è sempre più avvitata su riforme mal scritte, imposte retroattive, interventi a gamba tesa della giurisprudenza, intrecci pericolosi tra legislazione dello Stato, delle regioni, dei comuni e dell'Europa. Il rischio, osserva infine il direttore di Italia Oggi 7, è che il 730 precompilato faccia la fine dello statuto dei diritti dei contribuenti, una presa per i fondelli dei soliti noti. Più diplomatico, diciamo così, il commento di Primo Ceppellini e di Roberto Lugano in prima pagina sul Sole 24 Ore, ma la sostanza è la stessa. La legge delega per la riforma fiscale ha prodotto un primo risultato. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo sulle semplificazioni, ma è un provvedimento minimalista. Sono poche le questioni veramente importanti che sono state toccate. Si è scelto invece di limare alcuni adempimenti per alleggerire leggermente la vita delle imprese e dei professionisti. In sostanza, la semplificazione non c'è nemmeno per il Sole 24 Ore. Secondo il Corriere della Sera, poi a novembre, ha fatto il calcolo il Corriere della Sera con Isidoro Trovato, abbiamo davanti 221 adempimenti fiscali in tutto, alla faccia della semplificazione. I due periodi dell'anno in cui si sente parlare di ingorghi di scadenze, soprattutto fiscali, sono l'estate e le vacanze di Natale. Il fisco non fa eccezione. Il groviglio di scadenze che ha agitato le notti di imprese, professionisti e contribuenti quest'estate si ripresenta con ammirevole coerenza anche in quest'ultimo scorcio di 2014. Saranno oltre 400 gli adempimenti che attendono i contribuenti in questa parte finale dell'anno. Una concentrazione di adempimenti tale da mandare in tilt le aziende e gli studi professionali. Il paradosso poi sta anche nel fatto che un paio di giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulle semplificazioni in attuazione della delega fiscale, cioè di cui abbiamo appena parlato. Succede così che, al di là delle buone intenzioni di velocizzazione manifestate dal governo, sono ben 221 le scadenze che attendono i contribuenti questo mese di novembre, come si rileva dal servizio presente nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate sulle scadenze dei contribuenti. Si tratta di 221 tra versamenti, comunicazioni, dichiarazioni e adempimenti di varia natura. Commenta Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Lo avevamo chiesto già in estate, auspichiamo una vera razionalizzazione del calendario fiscale e interventi per evitare errori formali e l'applicazione delle conseguenti sanzioni. Si parte dunque in questo novembre dei 221 adempimenti fiscali con i versamenti mensili di ritenute fiscali, rate di unico e IVA periodica fissati per il 17 novembre. Dicembre non è da meno, considerando che il giorno 1 scadranno gli anticipi delle imposte in acconto per il 2014. Acconti si fa per dire, perché questi acconti vanno per l'IRES dal 101,5 fino al 130%. La parola acconto non ha più alcun significato di lingua italiana nel fisco della Repubblica Italiana, perché acconto significa una parte del tutto. In questo caso invece si paga dal 101,5 al 130% per quanto riguarda l'acconto IRES, che è l'imposta sulle società per banche e assicurazioni, 100% per l'IRPEF, e così, oltre ai consueti adempimenti mensili, nel mese di dicembre scadono anche i termini per il versamento dei tributi comunali sugli immobili. I contribuenti saranno chiamati alla cassa il 16 dicembre per il saldo dell'IMU e della Tasi. Il 27 dicembre arriva l'oneroso versamento dell'acconto IVA. Sempre a dicembre altri due appuntamenti importanti. Entro il 29 e il 18 dicembre scadranno i termini per le presentazioni tardive rispettivamente dei modelli unico e 770. Ma prima che la mezzanotte del 31 dicembre scocchi, gli obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali dovranno procedere con la stampa dei registri per il periodo di imposta 2013. Volendo avere una visione di insieme dettagliata per categoria, scrive sul Corriere della Sera Isidoro Trovato, il panorama non è certo più confortante. Interessati dal calendario fiscale sono tutti i contribuenti, ma soprattutto i titolari di partite IVA. Imprenditori, artigiani e commercianti si troveranno di fronte 119 scadenze. Va un pochino meglio per i professionisti, ne avranno 117. Per le società di capitali sono previste 100 scadenze.
Dipendenti e pensionati se la caveranno con soltanto 51 scadenze fiscali. Ma non finisce qui, non bisogna dimenticare che gli stessi contribuenti dovranno anche fare i conti con altre scadenze non fiscali, dunque non ricomprese nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Basti pensare al versamento dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, collaboratori, lavoratori domestici, in scadenza il 16 novembre e il 16 dicembre. Dunque mettetevi una mano sul cuore e una sul portafoglio e preparatevi a un sereno fine anno con il fisco italiano, conclude Isidoro Trovato sul Corriere della Sera. Brescia, cosa c'è? C'è più niente? Sta parlando il Presidente del Consiglio Renzi, sentiamo un po'. È perché siamo animati da una cosa che si chiama fiducia e che si chiama passione. Se l'Italia della politica riprende fiducia e passione, torneremo ad essere quello che dobbiamo essere. In bocca al lupo a ciascuno di noi. Bene, torneremo, faremo, avremo passione, fiducia e via dicendo. Poi vediamo però anche di controllare cosa succede nella realtà. A proposito di banche, poi torniamo però alla finanziaria, anzi andiamo alla finanziaria e diversi aspetti della finanziaria, alcuni non completamente negativi, almeno nelle intenzioni, come par di capire per l'allentamento del patto di stabilità, fermo restando che si corregge in parte un obbrobrio, quello secondo il quale i comuni virtuosi vengono bastonati, i comuni spreconi sono favoriti da sempre perché ci si basa sempre sulla spesa storica. Si corregge un obbrobrio, non si elimina l'iniquità alla base, però qualcosa si cerca di fare, come e cosa vedremo dopo. Intanto però, prima di parlare di legge di stabilità, c'è da segnalare anche un articolo che ci riporta un fatto che ha tenuto banco la scorsa settimana e che naturalmente rimane di primo piano, ovvero Monte dei Paschi di Siena e Cassa Risparmio Genova. Di queste due banche, bacchettate dalla Banca Centrale Europea nei test sulle banche europee, si occupa oggi Mario Gerevini, in particolare di Monte Paschi Siena, sul Corriere Economia. Salsicce, terme e cimiteri, gli strani affari del Monte dei Paschi di Siena, cioè le partecipazioni. Questa banca senese, fulcro e diciamo così scrigno del Partito Democratico adesso e prima del PC, PDS, DS, aveva partecipazioni in società e in settori molto lontani dalla banca e dal credito e dalla finanza. Premesso che i problemi di Banca Monte dei Paschi e Banca Carige, Cassa Risparmio Genova, sono ben altri rispetto ad alcune bizzarre partecipazioni, premesso che l'attuale portafoglio di piccoli e grandi quote in varie società è una stratificazione di anni passati e premesso che un tale portafoglio non si smobilizza, non si vende dall'oggi al domani, premesso tutto ciò, scrive Mario Gerevini, i servizi cimiteriali sembrano una cosa ben lontana dall'oggetto sociale di una banca, così come la gestione di un centro termale o la lavorazione di salsicce e polpettone. Eppure, nei meandri delle partecipazioni delle due banche, soprattutto Monte Paschi Siena, bocciate entrambe dalla Banca Centrale Europea, in quelle zone che rimangono all'ombra dei bilanci si scopre un mondo di affari strani e di relazioni che si ripetono. Vediamone una carrellata. Per la banca genovese, Carige, la questione è circoscritta a due partecipate, l'Autostrada dei Fiori, Carige ha il 20,6%, e la Ili Autostrade, dove ha il 7%. L'Autostrada dei Fiori gestisce il tratto tra Savona e Ventimiglia. Il controllo è saldamente in mano al gruppo Gavio, che tra l'altro è storico azionista della banca Carige. Quando lo scorso anno è cambiato il vertice ed è esplosa la crisi, è diventata ufficiale e pubblica la volontà della banca di vendere la partecipazione nell'Autostrada dei Fiori Savona-Ventimiglia. Ma chi compra quel 20%? Nessuno, e infatti è ancora lì in mano alla banca Carige. Altro storico socio di Carige è una personalità ben conosciuta dai torinesi e piemontesi, l'europarlamentare Vito Bonsignore, ex PDL, ora Nuovo Centrodestra, in stretti rapporti con l'ex numero 1 di Carige, Giovanni Berneschi. La banca è ancora titolare di un 7% della Ili Autostrade di Bonsignore, cui fa capo il project financing della Orte Mestre. 9 anni di bilanci, 9 anni di perdite. Il Ministero degli Interni invece ha preso in affitto nel 2008 e fino al 2017 una grande struttura immobiliare a Roma, sulla Tuscolana, di fronte a Cinecittà. In quel grande immobile la Polizia di Stato ha insediato la Polizia Stradale, la Polizia Postale, lo SCO, l'Ucigos e altri comandi, più l'archivio della Polizia di Stato.
Il Ministero paga un canone d'affitto, di locazione, di 11 milioni e 282 mila erotti euro all'anno, quasi 1 milione al mese. I sindacati della polizia hanno spesso denunciato i costi esagerati degli affitti pagati a proprietari privati, quando non mancano invece strutture del demanio pubbliche gratis e inutilizzate. Ma chi sono i privati in questo caso? Innanzitutto Banca Monte dei Paschi di Siena, in questo caso erede di Anton Veneta, che di fatto è il dominus della società COEM, Costruzioni Ecologiche Moderne, che è proprietaria dell'immobile, che è stato poi affittato dalla Polizia di Stato per 1 milione di euro al mese. Monte dei Paschi è il principale azionista della COEM, proprietaria dell'immobile affittato dalla Polizia, con il 40,2%. Monte dei Paschi ha poi impegno le quote di tutti gli altri soci, cioè la cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, una delle celeberrime cooperative rosse, la CMB, la famiglia Morrea e Corrado Pesci, che è peraltro il figlio dell'attrice Virna Lisi. Sono di Monte dei Paschi di Siena 2 mutui da 60 milioni, uno scoperto di conto corrente da 10 milioni e 3 ipoteche. I canoni pagati dal Ministero garantiscono però buoni utili. Paga naturalmente il contribuente, visto che paga la Polizia di Stato. Dunque, la Banca di Siena è a caccia di oltre 2 miliardi di ricapitalizzazione. È il padrone di casa a Roma della Polizia di Stato, che in 10 anni pagherà la bellezza di 112 milioni di affitto, cioè ben più del valore di carico della struttura stessa dell'immobile nel bilancio della COEM, la Costruzioni Ecologiche Moderne, proprietaria dell'immobile, di cui Monte dei Paschi è il principale azionista con il 40,2%. Spostiamoci più a nord, al confine tra Liguria e Toscana. Monte Paschi Siena è inchiodato con un 25% di azioni nella società per azioni Marinella, un progetto di sviluppo immobiliare, per ora in perdita, da 430 ettari intorno a Sarzana, La Spezia. Chi c'è insieme ai senesi? Il Consorzio Cooperative Costruzioni, altra cooperativa rossa, e sempre cooperativa rossa, Unieco. Si tratta delle cooperative rosse sorelle del Consorzio di Carpi, la cooperativa Muratori e Braccianti, la CMB, che è partner del Monte Paschi Siena nell'affare della Polizia di Stato e dell'immobile. Un bel buco è anche la New Colle, perdita di 22 milioni nel 2013, una società creata per riqualificare l'ex area industriale del cristallo di Colle Valdelsa, Siena. Monte Paschi Siena è azionista rilevante, 49%, il resto è del comune, e finanziatore quasi esclusivo. Se rimane come socio, perde un sacco di soldi, ma deve ripianare per garantire il debito a se stesso. Se da creditore chiede il rientro, si autodanneggia come socio. Conflitto di interessi classico. Più che finanziaria, rischia di essere una questione da psicoterapia, scrive Mario Gerevini sul Corriere Economia. Più semplice invece è il caso dell'autostrada tirrenica, che ha la concessione per la Livorno-Civitavecchia. Monte Paschi Siena è imbullonato con il suo 15% in compagnia, guarda caso, delle solite cooperative rosse, CMB, la CCC, la CMC e la Unieco, oltre che Unipol, e la STA di Firenze, che tratta e smaltisce rifiuti perdendo quasi 2 milioni all'anno, è un'altra delle società partecipate dal Monte Paschi. Monte Paschi non riesce a vendere il 12% in questa società, la STA fiorentina, che tratta e smaltisce rifiuti e perde 2 milioni all'anno. E naturalmente il Monte dei Paschi di Siena, qualcuno sospetta, non riesce a vendere perché altrimenti crea problemi ai soliti compagni delle cooperative rosse che controllano la società fiorentina che tratta e smaltisce i rifiuti in perdita. Il tema si ripete in un altro progetto, un progetto residenziale alle porte di Mantova, sempre con la cooperativa rossa Unieco. Stiamo in zona e andiamo a vedere poi un'altra questione, scrive ancora Mario Gerevini. Cosa ci fa il Monte dei Paschi di Siena con il 9% di Asso Food? Questa società, targata Unipeg, cooperativa numero 1 nelle carni bovine, vende bracciole, salsicce, polpettone ed è in perdita per milioni di euro. Monte Paschi Siena manda un suo rappresentante a tutte le assemblee. 0 dividendi, ma forse una grigliata di carne si rimedia. Pochi sanno poi che il Monte dei Paschi è padrone
delle Terme di Chianciano, 49%, con Regione Toscana al 32%. Più di tutte però, conclude Mario Gerevini, sugli strani affari sotto il Monte dei Paschi, più di tutte colpisce una piccola ed evidentemente strategica, perché da anni non si tocca, partecipazione, il 3,9% nella società servizi cimiteriali di Cesano Boscone, alle porte di Milano, controllata dalla solita cooperativa rossa CMB di Carpi, quella che partecipa anche dell'affare dell'immobile affittato alla Polizia di Stato. Va bene essere banca e fare l'immobiliarista o l'imprenditore autostradale, il costruttore, il gestore di terme, perfino il macellaio per aiutare le cooperative rosse amiche, ma il becchino proprio no, scrive Mario Gerevini, concludendo questa piccola rassegna di partecipazioni strane, di strani affari del Monte dei Paschi di Siena. Un altro affare è quello invece delle autostrade. Ne parla Paolo Possamai, quest'oggi su Repubblica, Affari e Finanza. La questione è contenuta nella legge di stabilità. Un pasticciaccio in autostrada, se le gare fanno flop, chi si accolla i debiti? Avete indovinato, il contribuente, lo Stato. Bruxelles minaccia la messa in mora se le concessioni verranno prorogate. Una questione già affrontata dal governo, ma c'è una pillola avvelenata. I costi di subentro sono altissimi e se nessun candidato si presenterà, sulle casse pubbliche arriveranno oneri, certamente non per poca roba, 7 miliardi e 700 milioni. Dilemma a palazzo, scrive Repubblica, Affari e Finanza. In materia di concessioni autostradali, è meglio fare le gare o rischiare un'infrazione della Commissione europea? A scoraggiare le gare per le concessioni in scadenza c'è anche la possibilità, per certi versi la probabilità, che vadano deserte le gare causa l'iperbolico valore dei debiti residui che diventano diritto di subentro. Miliardi di euro di diritti di subentro. Da questo dilemma origina il braccio di ferro a Bruxelles in agenda il 4 novembre, domani. Da una parte gli euroburocrati della Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, la Commissione Europea, dall'altra il drappello di dirigenti inviati dal governo italiano, guidati da Raffaele Tiscar, vice segretario generale a Palazzo Chigi. In palio cosa c'è? Ci sono le proroghe alle concessionarie autostradali del gruppo Gavio, oltre che Autobrennero e Autovie Venete, con annessi investimenti per circa 11 miliardi. La Commissione Europea ha avviato una pre-procedura di infrazione perché di primo acchito obietta che le concessioni in scadenza vanno messe in gara e non sono ammesse proroghe. La norma contenuta nel decreto Sblocca Italia, presentato da Matteo Renzi il 29 agosto, secondo gli euroburocrati, consente la realizzazione di modifiche a contratti di concessione esistenti che riguardano i lavori da realizzare nell'ambito del rapporto di concessione e il livello delle tariffe. Insomma, per la Commissione Europea il decreto Sblocca Italia contiene un regalo, per dirla in soldoni, ai concessionari autostradali italiani, dai Benetton ai Gavio agli altri. Non stiamo parlando dell'ennesima italica furbata, ribatte Deborah Serracchiani, vice segretario del PD con delega alle infrastrutture, oltre che governatrice della regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di una norma che favorisce un processo di semplificazione, di accorpamento tra società autostradali e via dicendo. Ma se fosse così semplice, obietta Repubblica, Affari e Finanza, non ci sarebbe tanta tensione fra Roma e Bruxelles, non ci sarebbe la perplessità del presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti Andrea Camanzi proprio sul decreto Sblocca Italia, non ci sarebbero Aiscat, Palenzona e grandi gruppi autostradali in perenne manovra di lobby tra Palazzo Chigi e Parlamento, e non ci sarebbero i gruppi parlamentari del PD spaccati sul tema delle gare o no per le concessioni autostradali. Il senatore Lodovico Sonego ritiene che l'articolo 5 dello Sblocca Italia non convinca, non rispetta il diritto comunitario, non rispetta il mercato, non rispetta i consumatori, favorisce i concessionari. È un modo sbagliato di gestire il tempo, perché ce ne farà perdere a iosa. Le gare vanno fatte 3 anni prima che scada la concessione, in modo tale che a 1 anno dalla scadenza si sa chi sarà il nuovo gestore. Gare anticipate rispetto alla scadenza, piani finanziari esigibili, anche perché controllabili, sono il modo migliore per massimizzare gli investimenti.
Che questo decreto sia mal scritto lo pensa il decreto Sblocca Italia con il famoso regalo, secondo chi invece lo ha criticato, alle concessionarie autostradali, e sono affari da 16 miliardi di euro di regalo, è stato calcolato in 16 miliardi il regalo alle concessionarie, ai Benetton, ai Gavio. Che il decreto sia scritto male lo pensa anche la dirigenza di Palazzo Chigi, così come i consulenti giuridici della Presidenza del Consiglio. Ma il tempo per variazioni al testo del decreto è ridotto al lumicino. Serracchiani si limita a dire che i gruppi parlamentari del PD hanno concluso ogni approfondimento, avanti tutta, ferma volontà di intavolare una trattativa a Bruxelles con la nuova Commissione. Ma si vedrà appunto se la nuova Commissione farà digerire questo favore, questo pasticciaccio, perché se le gare fanno flop, tra l'altro, è uno dei contenuti del decreto in questione, se le gare fanno flop è lo Stato che si accolla i debiti e quei servizi di interesse economico generale citati dal decreto a carico dei concessionari e l'assenza di ogni contributo dello Stato italiano sono i punti su cui il governo tenterà di convincere la Commissione europea. 3 notifiche inviate a Roma da Roma alla Commissione europea hanno puntato proprio su questo. In sostanza, dice il governo, i 3 concessionari principali si impegnano a fare opere per 11 miliardi totali di euro, opere ritenute essenziali dallo Stato italiano, e in cambio vengono loro date le proroghe delle concessioni autostradali. Autovie andrebbe al 2038, attualmente la convenzione invece scade al 2017, Autobrennero al 2043, è già scaduta la concessione, Gavio al 2045, quando le varie concessioni di Gavio scadrebbero tra il 2017 e il 2019, altre al 2038. In sostanza il governo dice: noi abbiamo sì prorogato le concessioni ai gestori autostradali, ma in cambio questi ci fanno 11 miliardi totali di opere ritenute essenziali dallo Stato italiano. Tuttavia qualcuno ha scoperto che in realtà se le gare fanno flop e se non va come è previsto dal governo che i concessionari investano i loro begli 11 miliardi, ci toccherà a noi metterne dentro almeno 7 miliardi e 700 milioni. C'è la preoccupazione che concessioni decadute con un consistente residuo carico di debito, perché nonostante abbiano un monopolio sostanziale, evidentemente i gestori delle autostrade hanno anche accumulato debito. Nel momento in cui la concessione finisce, tu lasci a quello che subentrerà la gestione di un debito sostanzialmente, e dunque le concessioni che sono scadute ma che hanno in sé un debito, sembrerebbe incredibile, ma chi esercita in condizioni di monopolio la gestione delle autostrade lascia anche debiti. Evidentemente fare la gara per assumere un debito non è il massimo, c'è il rischio che nessuno entri in gara per prendersi un debito, e dunque concessioni che sono morte, che sono scadute con un consistente residuo carico di debito possono essere messe a gara senza successo per mancanza di concessionari aspiranti, il che in soldoni significa che i debiti residui delle concessioni che sono prossime alla scadenza sono pari a 7,7 miliardi di euro che si troverebbero scaricati sul contribuente. Salve, sono Giovanna della Mondoflex.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, intanto breve aggiornamento dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi torniamo a parlare di autostrade, non più sotto il profilo delle concessioni, ma sotto il profilo di una singola autostrada che è presa di mira oggi da Alberto Statera, sempre su Repubblica Affari e Finanza, nella sua rubrica Oltre il Giardino. È la Brebe-Mi, la Brescia-Bergamo-Milano, che Bergamo non lo vede nemmeno naturalmente, ma passa da Brescia a Milano. Un'autostrada del quale molto si è scritto, si gioca a pallone, si sentono le cicale, è poco trafficata. Ma comunque, prima di questo c'è un aggiornamento dall'agenzia ANSA proprio da Brescia. Matteo Renzi a Brescia all'Assemblea degli imprenditori: si è aperta, ha detto il Premier, un'opportunità pazzesca. Non coglierla sarebbe un errore gravissimo. Se facciamo ciò che siamo in grado, l'Italia dei prossimi anni sarà locomotiva in Europa, ma bisogna avere coraggio di dire che è finito il tempo dei si farà. Ora o mai più. Ecco il senso dell'urgenza che muove me e il mio governo. Questa è la frase, le frasi renziane citate dall'agenzia ANSA Stefani. Durante la visita del Premier, contestazioni da parte di un corteo dei sindacati e dei centri sociali, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA c'è anche la cronaca. Un arbitro di calcio di 17 anni è stato aggredito dal papà di un giocatore che ha invaso il campo e lo ha picchiato, mandandolo all'ospedale con una prognosi di 3 giorni. È accaduto durante una partita del campionato giovanissimi tra ragazzini di 14 e 15 anni. A chiedere poi scusa a tutti, a cominciare dall'arbitro, è stato il figlio dell'aggressore in lacrime. È il secondo grave fatto che si registra in una settimana sui campi di calcio dilettantistici del Salento. In questo caso siamo in Puglia, nel Salento appunto. Per tornare invece all'economia, l'Italia tossica è un test chiave per i piani di sostegno della Banca Centrale Europea, sostiene il Wall Street Journal. Il successo di un eventuale programma di acquisto di titoli su larga scala da parte della Banca Centrale Europea dipenderà dall'Italia, scrive il Wall Street Journal in una analisi dal titolo "L'Italia tossica" è il test cruciale del quantitative easing, cioè appunto del programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea in questo caso, dopo i risultati degli stress test che hanno penalizzato il sistema bancario italiano. La terza economia dell'Eurozona, l'Italia, scrive ancora il Wall Street Journal, attraversa una fase velenosa, tossica, con una debole crescita e un alto debito, pari al 135% del prodotto interno lordo. Negli anni prima della crisi l'Italia è cresciuta a una media di meno dell'1% all'anno e ora sta scivolando in recessione, la terza in 6 anni. Le condizioni del credito continuano a peggiorare e quindi, se il programma della Banca Centrale non riuscirà a salvare l'Italia, non potrà salvare neanche l'euro e l'eurozona. Per il quotidiano comunque l'acquisto di titoli da parte della BCE non potrà risolvere i problemi dell'economia italiana legati a piccole e medie imprese altamente indebitate e a controllo familiare. La situazione richiede una rivoluzione culturale, dice il quotidiano finanziario degli Stati Uniti, il Wall Street Journal. Mentre lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e diamo un'occhiata al pezzo sarcastico di Alberto Statera nella sua rubrica Oltre il Giardino, oggi su Repubblica Affari e Finanza, a proposito della Brebe-Mi. Che succederà all'autostrada delle Cicale? Se tra l'altro non ci sono gli sgravi fiscali promessi dal governo per la Brebe-Mi, anche in questo caso c'è un onere caricato sulle spalle del contribuente. L'hanno soprannominata l'autostrada delle Cicale perché percorrendola nelle giornate calde di fine settembre si sentivano ancora frinire le cicale invece del rombo dei motori, ma anche perché rischia di diventare un monumento allo sperpero di denaro pubblico. La Brebe-Mi, Brescia-Bergamo-Milano, che corre per 62 km, quasi parallela a sud dell'autostrada A4, è aperta da poco più di 3 mesi, dopo 3 lustri, 15 anni di gestazione, e rischia di finire nell'albo delle grandi opere inutili. Il presidente della Brebe-Mi, Francesco Bettoni, instancabile collezionista di poltrone pubbliche, scrive Statera, l'aveva definita la prima grande opera tangent free, cioè senza tangenti, e confidiamo che sia vero, ma per ora è soprattutto traffic free, cioè libera dal traffico, al punto che gli azionisti privati e pubblici, che sono il solito Gavio, Pizzarotti, Banca Intesa, più Camere di Commercio, Comuni e Province,
si stanno già spaccando la testa per cercare di evitare un bagno di sangue finanziario. Il progetto prevedeva 40.000 transiti nei primi 6 mesi di gestione. Pare che in realtà siano circa la metà e limitati solo a una parte del tracciato. Appare molto improbabile raggiungere i 60.000 programmati per il 2015. Le ragioni? Intanto la Brebe Mie è più corta della A4 solo di 4 km, ma i tempi di percorrenza sono analoghi. L'accesso da Milano è su viabilità ordinaria e il pedaggio è di 9,10 euro contro i 6,70 dell'altro percorso. Nei 5 anni occorsi per la costruzione, il presidente Bettoni, scrive ancora Alberto Statera, ha sempre rivendicato che il suo gioiello veniva finanziato con soldi privati attraverso il project financing, ma adesso è evidente che le cose non stavano proprio così. Da una previsione iniziale di spesa di 800 milioni si è finiti a un consuntivo di 38 milioni di euro per ogni chilometro d'asfalto, pari a un conto complessivo di 2 miliardi e 439 milioni. Problema solo dei privati? Per niente. Del 1 miliardo e 800 milioni di fondi, 820 sono venuti da Cassa Depositi e Prestiti, cioè dal Ministero dell'Economia, e 700 dalla Banca Europea degli Investimenti, cioè Unione Europea con garanzia SACE, a sua volta controllata da Cassa Depositi e Prestiti, anche se il presidente Brebe Mie ha sempre detto sono dei prestiti, giusto appunto, che noi restituiremo, sempre che ci sia naturalmente l'utile e la possibilità di farlo su un'autostrada trafficata e non traffic free. Che fare? Bettoni e i suoi soci sono già andati al Ministero dell'Economia col cappello in mano e un cesto di scuse, compreso il perfido ostruzionismo dell'autostrada concorrente, come se la concorrenza fosse un peccato. Cosa chiedono al Ministero dell'Economia i dirigenti della Brebe Mie? Chiedono uno sconto di tasse per 429 milioni, un aumento del periodo di concessione da 20 a 30 anni o la restituzione della concessione allo Stato italiano. Pare che Renzi sia andato su tutte le furie e abbia ordinato al Ministero dell'Economia un no secco su tutte le richieste della Brebe Mie. Ma ormai, conclude Statera, l'autostrada delle Cicale è lì, mentre la viabilità ordinaria sprofonda nelle buche senza un soldo da spendere, ed è evidente che il Presidente del Consiglio non potrà liberarsi tanto facilmente dall'incubo della nuova cattedrale nel deserto. Su chi ricadrà il debito in caso di bancarotta? Noi un sospetto ce l'abbiamo, perché a pensar male, conclude Alberto Statera su Repubblica. E a proposito di pensar male o pensar bene, c'è un servizio, l'abbiamo citato rapidamente oggi sulla Stampa, a proposito delle slot machine. Naturalmente non si parla della mega penale da 98 miliardi e della sua storia, perché ormai questa sì è storia quasi mitologica quella vicenda lì, dei 98 miliardi di euro. Si parla invece di quanto siano furbi i gestori di slot machine, stupido naturalmente lo Stato italiano e i controllori, quando si tratta di chiedere un aumento di tassazione sul settore lucroso delle slot machine. C'è il rimedio sul filo della legge: raccogliere i soldi in Italia, pagare le tasse all'estero. A Bolzano, scrive Alessandro Barbera oggi sulla Stampa di Torino, il gioco l'hanno dichiarato illegale, tout court. Nei bar si trovano ormai solo quelli cosa? La novità è questa, si chiamano totem, somigliano in tutto e per tutto a bancomat per il prelievo di contante. All'ultima fiera del settore a Roma sono andati a ruba questi totem, li chiamano così. Ne vendevano di ogni tipo, totem neri, totem colorati, multitouch, con distributore di gettoni o ricariche per cellulare. Per quanto tentino di camuffarle, altro non sono che macchine per il gioco online, poker, gratta e vinci e scommesse sportive. Non sono le slot machine tradizionali, quelle macchine protagoniste di una querela iniziata ai tempi di Vincenzo Visco su quanto dovessero versare al fisco. Tra l'altro, detto per inciso, Vincenzo Visco avrà fatto la querela, ma è stato anche il primo che ha raccolto il grido di dolore, come avrebbe detto Totò, dei gestori delle slot machine quando venne fuori la storia del mancato collegamento delle macchinette alla rete dello Stato italiano e del Ministero delle Finanze per pagare le tasse. Ebbene, per fare la sanatoria sulla mostruosa penale che ne derivava dal fatto che le macchinette non fossero collegate e che ha portato ai 98 miliardi di euro di penale complessiva, per fare la sanatoria il primo che sono saltati su subito tutti in Parlamento, in primis il parlamentare dei comunisti italiani Nannicini, e Visco ha subito recepito immediatamente
il grido di dolore dei gestori delle slot machine, al di là della querelle su quante tasse dovessero pagare. Adesso abbiamo questi totem che non sono collegati alla rete dei monopoli, quindi non sono collegati esattamente come le vecchie macchinette, non sono gestiti da concessionari italiani e non pagano le tasse in Italia. I totem, infatti, sono collegati a internet e pagano le tasse dove sta il concessionario che li gestisce. Poco importa se in un paradiso fiscale, in Gran Bretagna o sull'isola di Malta. Un ordine del giorno presentato alla Camera pochi giorni fa ha chiesto al governo di rafforzare gli interventi repressivi nel timore che finiscano per far crollare il gettito dei concessionari italiani, questi totem. Per capire il perché di questa esplosione occorre leggere un passaggio della finanziaria, della legge di stabilità, articolo 44, quello che aumenta per quasi 1 miliardo il prelievo sulle slot machine sui concessionari italiani. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, per assicurare parità di condizione fra imprese che offrono scommesse per conto dello Stato e persone che offrono comunque scommesse con vincite di denaro, recita la legge, che poi fa seguire una lunga serie di disposizioni. In sintesi, questi totem collegati a internet non sono autorizzati, ma non sono neanche del tutto illegali. Basta scorrere la lunga serie di dissequestri che sono avvenuti negli ultimi mesi a Bolzano, Venezia, Roma, Castel di Sangro, Catania. La Guardia di Finanza chiude i centri dove ci sono questi totem, che sono in sostanza delle macchinette per giocare, per fare il poker, il gratta e vinci, le scommesse, eccetera, macchine per il gioco online. La Guardia di Finanza li chiude, i totem, e poi succede che il giudice non convalida la chiusura. La ratio è la stessa che già nel 2012 aveva permesso il dissequestro di un centro scommesse di Stanleybet, la multinazionale inglese con sede a Liverpool. In quel caso il giudice sottolineò l'assoluto dispregio delle regole comunitarie nella distribuzione delle concessioni. Nel settore dei giochi, come già accaduto nel caso di Google, tracciare il confine fra ciò che è italiano e ciò che non lo è a fini fiscali è sempre più difficile. Lo dimostra la soluzione kafkiana scelta dall'articolo 44 della legge di stabilità per una delle sanzioni da infliggere a chi installa un totem. Non è pagata per l'apparecchio cosiddetto abusivo, ma per ciascuno degli apparecchi installati e dotati di regolare concessione. La norma sembra folle, ma non lo è. Serve a dissuadere i gestori delle macchine dal far installare apparecchi illegali negli stessi spazi del totem. Insomma, fino a che lo Stato non riuscirà a farsi pagare le tasse dai gestori stranieri, non resta che farne pagare di più a chi ha una concessione in Italia. L'articolo 44 della legge di stabilità aumenta la tassa a carico delle vincite fino al 9% per le video lotteries, oggi è al 5%, al 17%, oggi è al 12% per le altre macchine come i video poker. Per i concessionari italiani questo è intollerabile, l'aumento delle tasse. Per limitare l'impatto dell'aumento, il governo propone di abbassare le vincite per chi gioca, riducendo la percentuale minima di legge dal 75 al 70%. Ma c'è un ma anche qui, conclude la Stampa. La revisione delle quote significa intervenire sul software di ciascuna slot machine. Secondo Fabio Schiavolin di Cogetech, uno dei gestori dei concessionari del gioco, per adeguare le macchine sono necessari da 1 anno a 1 anno e mezzo e il rischio è quello di un nuovo maxi contenzioso. Confindustria stima che nel frattempo saranno stati persi 75.000 posti di lavoro e 1/4 del gettito fiscale. Così la Stampa, che cerca di dar conto del grido di dolore, di nuovo, dei concessionari di slot machine che operano in Italia. A proposito, adesso di cose da correggere invece, siccome settimana scorsa è girato come al solito poi su internet, ha preso corpo a valanga una questione dell'automobile data in prestito e della annotazione del nome di colui che la guida, se il proprietario è diverso, ridimensionato il tutto perché sono pochi gli obbligati a trascrivere sul libretto di circolazione, nei casi di comodato, il nome di chi usa vetture che sono proprietà di qualcun altro. Può stare tranquillo, per capirci, il papà che presta l'auto al figlio, ad amici e conoscenti. Stesso sollievo anche nella maggior parte dei casi delle vetture aziendali assegnate come
beneficio al lavoratore, al dipendente. Da oggi solo chi utilizza veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa e esclusiva per oltre 30 giorni dovrà prestare attenzione all'obbligo di annotazione alla motorizzazione per non incorrere in una multa salata con il ritiro del libretto. La novità è ampiamente dettagliata a pagina 17 di Italia Oggi. Mentre, tornando alla legge di stabilità, tra le pieghe fiscali della legge c'è anche la stangata sugli enti non profit. Con effetto retroattivo, tanto per non cambiare mai musica, cresce l'imposizione e si riduce la percentuale di esenzione per gli enti no profit. Gli utili del 2014 saranno tassati per il 77,74%. Attualmente sono tassati al 5%, o meglio, per il 5% degli utili. Con effetto retroattivo su quest'anno, la legge di stabilità riduce la percentuale di esclusione dalla tassazione degli utili distribuiti a favore di enti non commerciali, cioè enti non profit, con un maggiore aggravio a livello di tassazione e una diminuzione delle disponibilità destinate allo sviluppo di attività istituzionali anche di natura sociale. Quindi anche per gli enti non profit operanti nel sociale è una stangata fiscale, scrive sempre Italia Oggi. L'articolo, per chi interessa, è a pagina 7. Ma il fisco diventa più cattivo anche per i fondi pensione, sempre con la finanziaria o legge di stabilità che dir si voglia. Il fisco taglia l'assegno pensionistico fino all'11%. Sono gli effetti pesanti dell'aumento del prelievo sui rendimenti dei fondi pensione. Nello scenario peggiore, la prestazione finale pensionistica può arrivare a ridursi anche di 37.000 euro. E con la richiesta del TFR in busta paga diminuiranno gli accantonamenti. L'aumento dall'11 al 20% della tassazione sui rendimenti annui dei fondi pensione, prevista dalla finanziaria o legge di stabilità, ridurrà le prestazioni finali nette dei fondi pensione stessi, cioè quanto percepirà poi colui che ha investito nel fondo pensione, rendendo ancor più evidente il divario tra le condizioni previste in Italia e quelle dei paesi europei che non prevedono alcuna tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Solo in Italia, Danimarca e Svezia i rendimenti sono soggetti al prelievo fiscale. Negli altri paesi la tassazione avviene una volta sola, cioè quando si va in pensione, non ogni anno sui rendimenti. Di finanza locale invece si occupa il Sole 24 Ore con un paio di articoli dedicati alla legge di stabilità, ma con riferimento ai comuni, i tagli famosi ai comuni. La manovra colpirebbe il Sud, però bisogna precisare che siccome il Sud partiva da una spesa storica, il patto di stabilità finora ha semplicemente garantito di continuare a sprecare, sprecando forse un po' meno, ma la fotografia iniziale è stata mantenuta, cioè chi ha sempre speso in maniera esagerata e non virtuosa è stato sì soggetto al patto di stabilità, ma gli effetti dei tagli sono infinitamente inferiori rispetto a chi invece ha sempre amministrato o tendenzialmente l'ha fatto in maniera virtuosa. Quindi i comuni spreconi sono stati ampiamente avvantaggiati dal patto di stabilità rispetto ai comuni virtuosi che hanno dovuto tagliare veramente, essendo per di più già in grado di assicurare, di gestire in maniera virtuosa appunto e di assicurare un bilancio sano. Se tagli su un bilancio sano e su un'amministrazione virtuosa è naturalmente un conto. Se tagli su un'amministrazione sprecona e su un bilancio malato è un conto molto diverso. Ora con la legge di stabilità, questo va detto a merito del governo, ma bisogna vedere come finisce l'iter della manovra, si cerca di correggere, non di eliminare il male, il patto di stabilità così iniquo, il patto di stupidità come l'ha ribattezzato la Lega, ma di sostanzialmente eliminarne qualche stortura. Quindi diventerà un pochino meno duro il patto di stabilità per i comuni gestiti meglio. Perciò il Sole 24 Ore oggi dice che al nord verranno avvantaggiati i comuni. Dobbiamo fare questa premessa però, avvantaggiati fino a un certo punto, avvantaggiati rispetto a una situazione iniziale di squilibrio e di iniquità tale che il vantaggio è un vantaggio, si fa per dire. Certamente è un passo in là, un passo avanti, ma non è la risoluzione definitiva del problema. E il Sole 24 Ore questo lo dettaglia a pagina 2 e a pagina 3. Il patto di stabilità però ha anche effetti non proprio positivi. L'allentamento del patto di stabilità promesso dalla legge di bilancio è solo sulla carta, innanzitutto.
mentre è reale e vale 1 miliardo di euro l'esigenza degli enti locali di spendere le risorse in cassa, soprattutto per pagare i vecchi debiti. In sostanza continua un paradosso. L'ultimo allentamento del patto di stabilità per 200 milioni non è bastato a soddisfare le necessità. È ancora fermo il pagamento di 1 miliardo di debiti della pubblica amministrazione a livello locale, scrive sempre il quotidiano di Confindustria, che lasciamo e dal quale ci congediamo con un'altra notizia che dovrebbe essere positiva per i sindaci, che sono sindaci di comuni nei quali c'è un tribunale. In base alla legge 392 del 1941, firmata da Vittorio Emanuele III e Mussolini, si prevede che i costi per il funzionamento degli uffici giudiziari, tribunali, siano a carico dei comuni in cui i tribunali hanno sede, escludendo il concorso alle spese da parte dei comuni che ricadono nella circoscrizione giudiziaria complessiva, cioè se la circoscrizione giudiziaria abbraccia 100 comuni, per dire, paga il tribunale soltanto il comune, un comune solo nel quale c'è la sede materiale fisica del tribunale. Fu una legge del 41, firmata da Mussolini e da Vittorio Emanuele III, a prevederlo. La stessa legge ha anche previsto che lo Stato versi un contributo ai comuni per far fronte a queste spese dei tribunali. Ora i sindaci, il disegno di legge di stabilità, la finanziaria in sostanza, che si appresta al suo percorso parlamentare, la finanziaria presentata dal governo modifica questa norma del 1941. In che senso? Attribuendo le spese di funzionamento dei tribunali e degli altri uffici direttamente al Ministero della Giustizia. La partita vale nel complesso 300 milioni. Per quanto riguarda per esempio i comuni c'è la geografia dei risparmi futuri, l'incidenza delle spese di giustizia per gli immobili nei comuni che sono sede di tribunali o di uffici superiori. Andiamo da Castrovillari alla Lanusei a Salerno, naturalmente a Milano e Torino, insomma tutti i comuni nei quali c'è una sede di tribunale ora dovrebbero venire sgravati delle spese. I sindaci dovrebbero risparmiare nel complesso 300 milioni perché la gestione sarà sostenuta direttamente dal Ministero della Giustizia. Se approvata dal Parlamento, la novità sarà operativa però soltanto dal 1 settembre del 2015, dell'anno prossimo. Nel 2011 il Ministero ha restituito in media il 62,6% delle somme anticipate, cioè non ha coperto completamente il costo della giustizia dei tribunali. Facciamo l'esempio di Monza. Le spese di giustizia per il comune di Monza ammontano a 3 milioni e 857 mila euro. Stavo cercando anche le spese del comune di Milano e di quello di Torino, adesso diamo un'occhiata rapida, sono tutte naturalmente, c'è un lungo elenco completo di città, sono più di 140, nelle quali c'è sede di tribunale. Per il momento non lo trovo, però credo che Milano e Torino abbiano, ecco, Milano per esempio ha in bilancio un peso di 25 milioni e 496 mila euro per le spese relative al Tribunale di Milano. Sto cercando Torino, giusto per avere un altro ordine di grandezza. Bologna paga 10 milioni 895 mila euro, Torino 21 milioni 997 mila euro, che è esattamente l'incidenza delle spese di giustizia per gli immobili per i comuni dove c'è la sede del Tribunale. Ora dovrebbero in sostanza risparmiare 300 milioni in tutta Italia i comuni. Ci salutiamo qui. Buona prosecuzione di ascolto a tutti. Vi consiglio, se avete interesse su questo tema, a partire da domani le attività di controllo di 130 banche europee saranno nelle mani di Mr. Draghi, di Mario Draghi, presidente della BCE. Per quanto riguarda l'Italia, le banche che passano sotto il controllo direttamente della BCE, la vigilanza unica, sono Intesa San Paolo, Unicredit, Montepaschi, Mediobanca, le BCC e il loro consorzio ICREA, la holding, cioè le banche di credito cooperativo, Ubibanca, Banco Popolare, BPM, Banca Popolare Emilia Romagna, Cassa Risparmio Genova, Popolare Sondrio, Popolare Vicenza e Veneto Banca. Queste banche ora risponderanno direttamente alla vigilanza unica della BCE. Su questo c'è un articolo su Il Giornale, un altro sul Corriere Economia, che
ci presenta Fabio Panetta, l'italiano presente nell'organo di controllo unico delle banche europee, e infine c'è un focus a pagina 9 del Sole 24 Ore sulla la BCE che vigilerà su tutte le banche, il meccanismo unico di sorveglianza che debutta proprio domani. Per capire le novità in arrivo, il quotidiano di Confindustria fa una specie di abbecedario, di vocabolario, diciamo così, di tutte le novità, sul quale parleremo naturalmente. Intanto però buon pomeriggio a tutti e buon ascolto su Radio Padania Libera da Giulio Cainarca.